Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Nella prima parte, come sempre, daremo ampio spazio alle ultime di cronaca che riportano ancora in primo piano episodi di violenza tra ragazzini, in questo caso specifico tra ragazzine. Siamo a Montebelluna, dove delle baby bulle hanno aggredito una coetanea. Per raccontarci tutti i dettagli di quanto successo ci colleghiamo subito in diretta con Cristian Arboit. Buongiorno Cristian, a te. Buongiorno Marta, buongiorno anche da parte di Francesco Ceron che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo nel cuore di Montebelluna, in piazzetta Oberkochen, una piazzetta molto frequentata con numerose attività commerciali locali, parcheggi. Qui ieri mattina alle 8 si è registrato, c'è stato un violentissimo alterco tra due giovanissimi, alterco che non è passato inosservato. Sono intervenuti dei commercianti, anche dei passanti, dei clienti, delle attività commerciali per riportare la calma. A un certo punto sono arrivati anche i carabinieri. Qui con me c'è una testimone, una ragazza, un'imprenditrice che ha assistito alla scena e che ha voluto condividerla anche in qualche modo sui social, perché dice questo è un fenomeno che va condannato e che deve vedere tutti uniti, il fenomeno per l'appunto della violenza giovanile. Ma rimaniamo sui fatti. Buongiorno ad Alessia Gallina. E lei era qui presente ieri mattina, stava appunto facendo colazione in un bar che si trova qui a pochi metri. E che cosa ha visto? Allora, c'erano queste due ragazze di cui una picchiava l'altra anche violentemente e l'altra ragazza rimaneva totalmente impassibile e quindi veniva picchiata. Siamo appunto tutti intervenuti, siamo riusciti a calmare la situazione, dopodiché appunto la ragazza che picchiava addirittura si è messa a piangere e poi si sono dileguate come se nulla fosse. Calci, pugni, però quello che a me ha fatto più pensare appunto al fatto che l'altra ragazza rimanesse impassibile come se fosse tutto normale. È diventata purtroppo anche a Montebelluna la normalità comunque trovare questi ragazzi che si picchiano in pieno centro, che danno anche fastidio comunque alle attività locali. Io avendo un'attività in pieno centro purtroppo siamo veramente preoccupati per la situazione e soprattutto anche ci ho tenuto a segnalarlo tramite i social per il fatto che non è colpa delle istituzioni, non è colpa dei ragazzi solamente. Tanti dicono ma non siete genitori quindi non potete sapere, però finché diamo semplicemente è possibile, può capitare, è normale, non cambierà mai nulla. Anzi, e per questo lei da imprenditrice che ha un'attività qui in zona ci mette la faccia, perché dice a Montebelluna c'è un problema di violenza giovanile. Tra l'altro la cronaca di queste settimane, di questi ultimi mesi ce lo ha ricordato molto, troppo spesso per certi versi. Senta Gallina, c'è anche un episodio che riguarda una sua amica e che è avvenuto pochi giorni fa. Sì, allora lei stava andando appunto, si stava recando al lavoro, doveva parcheggiare l'auto in sempre pieno centro e c'erano 3 ragazzini che stavano camminando in mezzo alla strada. Lei ovviamente andava a passo d'uomo, mentre i ragazzini si sono spostati. Quando i ragazzini si sono spostati lei ha cercato appunto di sorpassarli e hanno iniziato a picchiarle sulla portiera, quindi lei si è fermata, gli ha chiesto appunto anche delle spiegazioni sul motivo per cui e gli hanno detto in modo anche molto spavaldo chiama i carabinieri, tanto cosa non ci succede nulla. Quindi un senso di impunità. Sì, esatto, e cioè lei capisce che insomma trovarsi poi soprattutto anche una donna da sola con dei ragazzini che ormai sappiamo che purtroppo, come è successo anche alla discoteca eccetera, girano con il coltello, è sempre comunque una costante aver paura anche insomma ci sono tanti ragazzi che hanno figli e io mi metto anche nei panni di chi appunto ha un figlio, addirittura aver paura anche di mandarli a scuola. Credo che siamo arrivati veramente ad un limite non più accessibile.
Da qui il suo appello da montebellunese e da imprenditrice, per questo la ringraziamo. Ieri c'è da dire i carabinieri sono intervenuti, come lei ci diceva, tempestivamente. Queste due ragazzine si sono dileguate, c'è il fatto anche di questa sua amica che di fatto ha subito questa aggressione, comunque presa a calci e pugni, quindi la macchina dove lei stava viaggiando. Anche questo non è un episodio nuovo. Potrebbe essere che siano sempre gli stessi ragazzini che girano e che entrano in azione ogni tanto qui a Montebelluna e nei paraggi. Grazie davvero. Grazie Alessia Gallina. Grazie. Per il momento è tutto da Montebelluna, da piazza Oberkochen. Marta, con Francesco Ceron ti restituisco la linea. Ecco, grazie a Christian Arboit per gli aggiornamenti su questo episodio accaduto a Montebelluna, ma non è l'unico che vede appunto protagonisti giovani in stato di alterazione. Anche ieri sera è accaduto nuovamente a Treviso, in via Collalto, protagonisti dei giovani probabilmente ubriachi che hanno cominciato tra di loro a litigare. Ci sono stati attimi di tensione, comunque grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine chiamate da un gestore di un locale della zona, si è evitato che i giovani venissero alle mani. Episodi quindi continui di tensione, soprattutto nei fine settimana, ma non solo, che continuano a far discutere in tutta la Marca, a Treviso in particolare, dove martedì prossimo ci sarà un vertice in prefettura per fare proprio il punto sull'istituzione della zona rossa, una questione che sta coinvolgendo naturalmente anche gli esercenti della città. Sentiamo. Chiamandola zona rossa sembra che sia una zona molto pericolosa, in cui magari è meglio non andare o cose del genere, e non una zona in cui si sta facendo di più per renderla più sicura. Sia la zona rossa in via Roma no al nome con cui viene chiamata. I commercianti di quella che martedì al tavolo sicurezza in prefettura verrà identificata come zona rossa sono convinti che un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine sia utile e necessario, ma temono che l'appellativo diventi una cattiva nomea per l'area che già non gode di ottima reputazione. Se dà una mano può essere solo che positiva, sono solo che contento che la zona possa diventare una bella zona, perché Treviso è una bella città. Il problema più grande è sempre il gestore di chi fa la sua clientela, e chiaramente la brutta gente va dove che non trova il nido da fare. Stanno facendo di tutto gli esercenti per creare spazi accoglienti che disincentivino brutte frequentazioni, motivo per cui è difficile che qualcuno commenti a viso scoperto. Ciò che si augurano è che l'istituzione di una zona rossa possa comunque aiutare ad eliminare la criminalità. Una cosa che vorrei dire alle istituzioni è: non dateci il contentino facendoci sembrare che vada tutto bene per tot tempo e poi lasciandoci di nuovo, da soli. Contenti invece i residenti, anche se divisi sull'utilità di interdire una zona sapendo che chi delinque può solo spostarsi poco distante. Se noi prendiamo questo posto e lo facciamo zona rossa, quelli che sono qua, che delinquono, oppure che fanno, dove vanno? Vanno da un'altra parte, o no? Non è una soluzione, è solo spostare il problema. Può essere anche ambiguo anche il termine, si potrebbe chiamare anche in un altro senso, però è bene certe volte fare rispettare le regole. Spero, vorrei illudermi che cambi, ma è fatica, perché c'è troppa libertà. Non so se sia lo strumento giusto, ma che sia un problema da risolvere per Treviso, sì, perché Treviso merita di essere una città tranquilla come è sempre stata. Zona rossa dunque che interesserà l'area limitrofa alla stazione ferroviaria, l'area di via Roma, dove più spesso si verificano episodi di questo tipo, un'area che è già sotto i riflettori delle forze dell'ordine. La polizia locale ha fatto un blitz antidroga, nelle ultime ore denunciati 3 cittadini tunisini.
Sequestrati 26 grammi di hashish a un ragazzo di 19 anni già noto alle forze dell'ordine per reati legati all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti. È solo una delle 3 persone denunciate dalla polizia locale di Treviso. I 3 identificati sono tutti di origine tunisina, arrivati da fuori provincia e trovati senza documenti, tutti con precedenti anche per reati contro la persona. Proseguono i controlli antidroga della polizia locale di Treviso, un'operazione condotta nel pomeriggio di giovedì e che si inserisce in un più ampio piano di sorveglianza e intervento gestito dal comando della locale. Fondamentale l'apporto dell'unità cinofila, il cane antidroga Luc. La zona di Via Roma era da tempo oggetto di attenzione, sottolinea il comandante della locale Patrick Antonello, sia per il monitoraggio diretto degli agenti che per le segnalazioni arrivate da cittadini e commercianti. Non si tratta di interventi isolati, ma di un piano strutturato di sicurezza urbana condiviso con il sindaco, che prevede azioni mirate e continue. E la provincia di Treviso è ripiombata in queste ore nell'incubo anche delle rapine a mano armata. Ieri pomeriggio alle 3 dei malviventi armati di fucile hanno preso di mira il Tigotà di Paese. Sentiamo. Panico totale, che non è sfido chiunque che te trovi una carabina davanti, cioè no, adesso non voglio più vivere robe così. 2 sì, l'ho visti, quello sì. Armati? Avevano quel coso lungo, l'avevano, non era una botta perché era Kalashnikov, ho detto io. Tipo, non so, non ho, in quel momento ho visto che era carabina. Attimi di terrore al Tigotà di Paese in via Brondi, a 2 passi dal centro commerciale La Castellana. Sono da poco passate le 3 di pomeriggio quando 2 banditi con il volto coperto ed armati di fucile mitragliatore fanno irruzione nel punto vendita di articoli per la pulizia e cosmetici. All'interno ci sono 3 commesse e 3 clienti. Minacciando i presenti con l'arma, i 2 si fanno aprire le casse ed arraffano tutto il denaro contenuto. Poi scappano a bordo di una Ford Focus guidata da un complice che li attendeva all'esterno. Presa dal panico, una donna che stava facendo acquisti nel negozio ha avuto un leggero malore, fortunatamente senza conseguenze, oltre al grande spavento. Subito sono stati allertati i soccorsi giunti sul posto con l'ambulanza. La signora è stata medicata, ma non è stato necessario alcun altro accertamento. Sul posto anche i carabinieri che ora conducono le indagini. L'auto utilizzata dai rapinatori per la fuga è stata ritrovata poco lontano dietro l'hotel BHR. Pare che poi i banditi abbiano utilizzato una Panda per scappare lungo la Castellana in direzione Treviso. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione, dovrebbe aggirarsi sui 400 euro. La Marca ripiomba nell'incubo rapine a mano armata, l'ultimo colpo giusto un mese fa al supermercato INSA a pochi metri dal Tigotà. Allora i malviventi armati di coltello minacciarono i presenti facendosi consegnare circa 650 euro. E continuano a ritmo serrato le indagini sull'aggressione alla donna di 40 anni rapinata a Ponzano da 2 individui in sella ad uno scooter. Sentiamo. Sarebbero stati avvistati da un residente in via Codalunga, Mignagola di Carbonera, 2 uomini vestiti di nero in sella ad uno scooter scuro con bande grigie e casco integrale grigio, l'esatto identikit dei 2 rapinatori che mercoledì pomeriggio hanno aggredito e picchiato selvaggiamente una donna quarantenne che percorreva in bici via Schiavonesca a Ponzano per derubarla del marsupio. I carabinieri, con il supporto delle polizie locali dei diversi comuni dove si sono verificati gli avvistamenti, stanno indagando e passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per arrivare all'identificazione dei 2 rapinatori. Sicuramente il colpo non era improvvisato. Lo scooter era stato infatti modificato con una cerniera che ha consentito ai 2 di alzare la targa pochi istanti prima di aggredire la donna. La quarantenne è ancora profondamente scossa per l'accaduto. Nel pestaggio ha riportato un trauma cranico, una ferita all'occhio che è stata suturata e poi varie contusioni alla spalla e alle gambe, frutto dei calci e pugni con i quali i 2 malviventi si sono accaniti su di lei dopo che era caduta a terra. L'omicidio di Castelfranco all'esterno della discoteca Playa Loca. Spunta ora un audio che Lorenzo Cristea avrebbe inviato ad un amico PR. Sentiamo.
contenuto è questo: ma cosa è successo ieri? Cristea a me mi ha chiamato a una certa ora e mi fa: oh, vieni in playa che tra un po' succede un casino. E mi sveglio stamattina e mi dicono che non c'è più, cioè era uno di quelli che veniva con il gruppo Sony e quelli là, capito? Per Lorenzo Cristea, il ventenne padovano ucciso a coltellate all'esterno della discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto, stava dunque per succedere un casino. Questo è il termine utilizzato e riportato nell'audio WhatsApp che un PR della stessa discoteca, evidentemente conoscente di Cristea, ha inviato a un altro PR del locale all'indomani dell'accoltellamento shock. Cristea dunque lo aveva chiamato poco prima della tragedia chiedendo di raggiungerlo perché stava per accadere qualcosa di grosso. Cosa non è specificato, si parla appunto di un casino, messaggio che in questa fase più che mai fa la differenza, specialmente per le difese dei due ragazzi di origine marocchina accusati dell'omicidio, il 19enne Badr Rouaji e il 22enne Taha Bennani, quest'ultimo rappresentato dall'avvocato Fabio Targa. Quello che emerge è un dato di preparazione di quello che poi è capitato, tanto che viene il dubbio che più che di rissa si deve parlare in realtà di un'attività punitiva posta in essere. Ecco. Non dimentichiamo che i ragazzi marocchini erano soltanto due, dall'altra parte c'era una specie di schieramento. Insomma, non una rissa, ma un agguato, una spedizione punitiva, e questo anche a seguito del clima già surriscaldato che si era registrato all'interno della discoteca. Per Targa, il suo assistito, Bennani, avrebbe tentato di riportare la calma dopo che il suo amico Badr era stato spintonato dal gruppo di Cristea. Quanto alle cause di tanta tensione, il legale sembra non avere dubbi. Ma questo aspetto sotterraneo è un aspetto più ristretto. Non è di carattere etnico, è di carattere semplicemente territoriale. Probabilmente c'era la voglia di dimostrare a qualcuno chi teneva il territorio in quella discoteca. Da questo punto di vista potrebbe darsi, è un'ipotesi che stiamo valutando, che la spinta fosse un'esplicitazione della volontà di dimostrare chi comandava in quel posto. Un altro capitolo riguarda la sicurezza e l'intervento dei buttafuori. I ragazzi marocchini sono usciti 20 minuti dopo rispetto all'accompagnamento all'esterno del gruppo che poi purtroppo ha contato il ragazzo morto. E questo pone un tema di controllo che riguarda anche i locali, che riguarda l'esterno dei locali. Dall'ipotesi della spedizione punitiva a quella della legittima difesa, il passo potrebbe essere breve. Per il momento lo stesso Fabio Crea, legale di Rouaji, si concentra sul vocale tra PR e quella frase pronunciata da Cristea: qui sta per accadere un casino. È un contributo molto importante che va a confermare quello che è stato detto sin dalle prime fasi, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni che ci hanno riferito i nostri assistiti, appunto quello di un'azione aggressiva da parte degli altri. Su questo punto specifico per Crea non ci dovrebbe essere il rischio di ritrattazioni. Questo poteva essere un problema, non lo è più perché ho, diciamo così, cristallizzato le fonti di prova. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla cronaca, torneremo poi ancora sulle notizie di cronaca dal Veneto, ma apriamo ora una finestra sul litorale iesolano, dove proprio quest'oggi si apre la stagione estiva. Una stagione estiva che a Jesolo vede numerose novità, sia sul fronte dell'offerta turistica sia sul fronte della sicurezza per i bagnanti e i frequentatori della località balneare. Ci colleghiamo quindi subito con il nostro Nicola Marcato. A te Nicola, buongiorno. Buongiorno a te Marta, è iniziata la stagione balneare qui a Jesolo e diciamo anche alla grande grazie al bel tempo. Come vedete sono numerosi i turisti che sono arrivati. Con la bella stagione Jesolo attende l'arrivo di milioni di turisti e si prepara al meglio. Sole, mare, tanto sano divertimento faranno da cornice ad un enorme flusso di presenze che va regolamentato nel migliore dei modi, ed è per questo che da quest'anno sono state introdotte delle nuove regole da rispettare.
rispettare grazie alla nuova ordinanza voluta dall'amministrazione comunale. Le importanti novità introdotte riguardano il divieto del fumo delle sigarette sulla battigia, nessuno potrà più fumare qui in spiaggia. L'orario dei chioschi, nuovi servizi igienici e la gestione delle attrezzature lungo il litorale. Ma non solo, anche sul fronte della sicurezza ci sono importanti novità con l'introduzione delle zone rosse. Ma per parlare di tutto questo abbiamo invitato il primo cittadino, Christopher De Zotti. Sindaco, allora ci parli di queste nuove regole, a cominciare da quella del fumo. Beh, grazie, buongiorno a tutti da Jesolo. Diciamo che è un avvio formale della stagione, perché comunque ormai da qualche settimana buona parte degli stabilimenti era già anche operativo e quindi abbiamo sfruttato i primi weekend di bel tempo. Abbiamo deciso quest'anno di introdurre alcune novità per migliorare anche i servizi nella nostra città e la sostenibilità. La prima, probabilmente quella che farà parlare di più, è il divieto di fumo in battigia. Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi con i concessionari, con gli operatori, e abbiamo deciso di fare questo primo passo in un'ottica di sostenibilità, perché veramente la mole di mozziconi che troviamo sulla sabbia ogni anno è enorme e pensate che ci vogliono 12 anni prima che scompaiano nell'ambiente, ma è anche un tema di salute pubblica. Iniziamo da qui per avviare appunto un ragionamento che probabilmente già dal prossimo anno ci potrebbe portare a istituire delle vere e proprie zone fumatori all'interno degli stabilimenti. Su questo ci stiamo confrontando con i concessionari, con gli stabilimenti, proprio per adeguarci a quello che succede un po' in tutto il mondo e quindi anche garantire un migliore riutilizzo dei mozziconi che possono diventare anche una risorsa da questo punto di vista. Abbiamo pensato anche delle altre novità, ad esempio in tema di allungamento stagionali fino al 22 settembre sarà obbligatorio mantenere allestiti gli stabilimenti e da quel momento si potrà gradualmente iniziare a rimuovere le attrezzature in maniera tale da poter sfruttare anche l'allungamento anche del meteo, perché vediamo che spesso anche ottobre è un mese interessante da un punto di vista climatico. Durante l'inverno sarà obbligatorio in ogni stabilimento mantenere aperto almeno un servizio igienico per garantire anche a chi vuole farsi una passeggiata a novembre, a dicembre, nel periodo invernale, di poter avere anche questo tipo di servizio. Ultima novità riguarda gli orari dei chioschi sulla spiaggia, che dovranno garantire il servizio durante l'estate dalle 8 di mattina alle 19 almeno, ovviamente salvo aperture maggiori, in maniera tale che chiunque dal caffè della mattina fino all'aperitivo della sera possa godere di un servizio sulla spiaggia. Sindaco, sono tanti i fumatori che ci stanno guardando, all'inizio ci sarà un po' di tolleranza? Sì, assolutamente, il messaggio non vuole essere repressivo, non è questo l'animo di Jesolo, ma vuole essere un messaggio di rispetto, di educazione, prima di tutto verso l'ambiente, verso gli altri e adeguarci un po' a quello che succede in tutto il mondo, perché ormai vediamo che nei ristoranti, nei luoghi chiusi, ma in giro per il mondo anche negli spazi aperti c'è una diversa sensibilità, che non vuole essere tanto un divieto, non vogliamo arrivare a un vero e proprio divieto di fumo in tutta la spiaggia, ma appunto a creare delle aree dedicate. Rispetto a quest'anno, anche in questo caso noi non vogliamo reprimere in maniera feroce, diciamo così. Ovviamente c'è una sanzione che è di 200 euro, la vigilanza spetta a polizia locale e alla capitaneria di porto, però ripeto, vorremmo condividere un messaggio più che sanzionare, quindi capire tutti assieme il rispetto verso la spiaggia, verso l'ambiente, che deve anche rimanere un ambiente pulito, e verso gli altri. E tra le tante novità ci sono anche le zone rosse per la questione sicurezza. Ce ne parli, Sindaco? Assolutamente, questa è una novità introdotta dal Ministro Piantedosi. Il nostro prefetto Darko Pellos ci ha invitato a poter utilizzare questo strumento, ci abbiamo creduto con grande decisione, tant'è che abbiamo sperimentato nel weekend lungo di Pasqua e del 1° maggio con anche ottimi risultati, perché sono stati effettuati anche dei provvedimenti di allontanamento. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza sia reale che percepita, perché vogliamo che Jesolo sia la spiaggia e il luogo per chi vuole venire a divertirsi anche, ma con responsabilità, dentro le regole, ma soprattutto a tutela delle persone per bene. Quindi chi pensa di venire a Jesolo per creare di disturbo o per fare anche atti di violenza, vogliamo dirlo in maniera chiara, non è il benvenuto e quindi vogliamo sia allontanato dal nostro territorio. Probabilmente con la prefettura ripeteremo la zona rossa nella zona appunto che va da Piazza Aurora a Piazza Casa
Casa Bianca e la stazione degli autobus anche nel weekend lungo del 2 giugno. Il prefetto ha consigliato anche l'utilizzo di metal detector. Come mai, sindaco? Perché purtroppo la piaga ormai diffusa anche fra giovanissimi del possesso di coltelli, che alle volte, proprio perché in mano a soggetti che non hanno ancora una piena responsabilità di sé, possono portare anche a delle tragedie importanti. Quindi in ottica preventiva l'invito è quello a utilizzarli per capire se ci sono degli oggetti metallici addosso alle persone, ai più giovani. La polizia locale ha già dei metal detector ancora da qualche anno, probabilmente ne acquisteremo degli altri e metteremo anche in questo caso in campo quella che è la direttiva del Consiglio del Prefetto. Le zone rosse sono anche da qualche persona criticate, c'è paura che le famiglie possano decidere di cambiare luoghi e poi i residenti parlano di deprezzamento degli immobili. Corrisponde al vero? Ma non credo, io non voglio associarmi a queste tesi, anche perché le abbiamo già viste le zone rosse nel periodo appunto del 25 aprile e del 1 maggio e mai come in quell'occasione Jesolo è stata piena anche in un periodo di fuoristagione, quindi io non credo a questi allarmi, io credo sia uno strumento ulteriore che viene dato alle amministrazioni, alle forze dell'ordine in assenza di altre misure che arrivino dagli enti sovraordinati e che permettono anzi di rafforzare il messaggio di sicurezza. Non deve far paura questo provvedimento, perché le persone per bene non devono temere nulla e anzi vogliamo proprio rafforzare il messaggio che non vogliamo sul territorio questo tipo di persone, quindi le vogliamo allontanare a tutela delle persone per bene e dell'immagine anche della città e quindi anche del valore degli immobili. C'è ottimismo, c'è soddisfazione, adesso speriamo ci aiuti il bel tempo. Beh, assolutamente, noi viviamo sempre con il sole e con il caldo e grazie anche all'ottimo lavoro dei nostri operatori. Le prime impressioni su questa stagione sono assolutamente positive, i numeri in questo momento segnano un più deciso rispetto al 2024, quindi speriamo bene. Allora, per ora è tutto da Jesolo, restituisco la linea. Grazie a Nicola Marcato con Tommaso Migot e grazie a Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo ritorniamo in diretta con la cronaca. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca e riprendiamo la notizia che per primi vi avevamo dato sabato scorso, la notizia relativa al sondaggio shock apparso in una chat di classe di una scuola superiore del Bassanese. Oggi abbiamo incontrato la referente di Spazio Donna Maria Pia Mainardi Agostinelli. Sentiamo. L'emergenza di una cultura retriva va sempre bene che esca, sia dai giovani che dagli anziani. Va bene perché ci danno modo di dire, come dicevo prima, che le donne non sono né vittime né però persone che assumono queste difficoltà, questi dolori e questi trattamenti perché se lo vogliono, che si tolga dall'idea dei giovani e anche degli anziani, voglio dire, questo concetto. Non usa mezzi termini Maria Pia Mainardi Agostinelli, referente di Spazio Donna di Bassano, commentando il sondaggio shock apparso in una chat di classe di una scuola superiore del Bassanese, poi cancellato di lì a poco dalla persona che l'ha creato. Si chiedeva chi tra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi, vittime di femminicidio, avesse meritato di morire. E proprio sul verbo utilizzato pone l'accento Mainardi, meritare, come se una donna possa meritare di essere uccisa proprio perché donna. Un costrutto tipico, prosegue, di una società patriarcale che a fatica viene smantellata, tanto che come Spazio Donna stanno avviando proprio nelle scuole specifici corsi ad hoc. Bisogna far cultura fin dai più giovani e quindi noi partiremo dalle seconde medie e andremo avanti pian pianino con la pazienza delle possibilità che abbiamo, però nel dire ai ragazzi guardate che ci sono persone che stanno soffrendo in questo senso. Le donne hanno bisogno di uscire a casa, di ritrovare la loro autonomia, ma attenti a non offendere chi è offeso.
Intanto la notizia di questa vicenda si è espansa a livello nazionale. Anche il presidente della Regione Veneto ha inviato un comunicato in cui si rivolge ai giovani coinvolti, lanciando un invito a riflettere sulle proprie azioni, a prendere consapevolezza della gravità di quanto accaduto e, dice, assumersi la responsabilità del cambiamento. Le parole, scrive il governatore, anche quando pronunciate in contesti virtuali, hanno un peso e possono generare conseguenze molto reali. Ed intanto l'autore del sondaggio nella chat di scuola si è scusato, avendo capito la gravità di quanto commesso, un caso in cui proprio un errore, dice, diventa un'opportunità di crescita. Mi scuso umilmente per ciò che ho scritto. Inizia così la lettera forgiata dall'autore del sondaggio shock che coinvolgeva 3 vittime di femminicidio di cui ci siamo occupati nei nostri TG, apparso e poi cancellato in un gruppo classe di una scuola superiore del Bassanese. Una vicenda che ha fatto molto discutere, ma che, nonostante la gravità dell'accaduto, vuole essere vista come uno spunto per maturare. Insomma, un modo perché l'errore diventi opportunità di crescita, come conferma l'avvocato Aldo Benato, che oltre a seguire la famiglia del giovane in questione è anche formatore nelle scuole. Si tratta di una famiglia che è attenta a certe tematiche, soprattutto a questo, e anche il ragazzo è un bravo ragazzo, però a volte questi ragazzi si lasciano trascinare dalla volontà anzitutto di andare sopra le righe, cioè attirare l'attenzione dei ragazzi, fare qualcosa in più, rischiano di andare ben oltre anche quello che vorrebbero dire, e per cui lui, dopo aver capito qual è stato il peso, qual era il reale peso delle proprie parole, ovviamente ha fatto delle riflessioni, sicuramente lui ha capito il disvalore del fatto, ha scritto una lettera in cui ha proprio valorizzato il peso delle parole. Ho scritto senza pensare al significato delle mie parole, al loro peso, al loro valore. Le parole contano. Io sono sempre favorevole al valorizzare gli errori come opportunità. Uno dei punti fondamentali che tratto quando tengo i corsi ai genitori è il riconoscimento della possibilità per i ragazzi di commettere errori. Quello che è importante è come reagiamo ai nostri errori. Lui ha reagito nel migliore dei modi e accogliere questo come opportunità per portare una volta in più alla luce un tema che merita la dovuta attenzione. Secondo lei era meglio star zitti, non far emergere questa cosa? No, assolutamente no. Io immagino anche che chi ha fatto emergere questo problema possa essere vittima di attacchi a sua volta. Assolutamente no, mai tacere. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha dichiarato: quanto accaduto lascia molta amarezza e dimostra un alto grado di immaturità e di insensibilità. La scuola saprà prendere i provvedimenti opportuni non solo per sanzionare comportamenti così gravi, ma anche per richiamare alla cultura del rispetto. Ed ora torniamo nel Trevigiano per parlare di sicurezza. Era diventato il regno degli sbandati. A Mogliano Veneto è stato murato l'ex hotel La Meridiana. A 7 giorni dallo sgombero dell'ex Hotel Meridiana lungo il Terraglio, il comune di Mogliano Veneto ha avviato un intervento risolutivo. Ogni accesso all'edificio è stato murato e la scala esterna è stata rimossa per impedire qualsiasi nuova occupazione abusiva. Basta zone franche, ha dichiarato il sindaco Davide Bortolato. Nessuno rientrerà. Difendiamo i nostri quartieri, tuteliamo i cittadini. Legalità e sicurezza non sono negoziabili. Grazie all'aiuto di proprietario e costruttore, conferma il vice sindaco Leonardo Muraro, lo stabile è ora murato per impedire a qualsiasi sbandato di entrare, con controlli supportati da tecnologie avanzate come la videosorveglianza per monitorare in tempo reale qualsiasi movimento. Questa è un'area che era stata abusivamente occupata ed è la seconda volta che succedeva. È stato il proprietario molto attento, ringrazio anche lui, ha fatto murare tutti gli accessi al piano terra e all'interno dello stabile
responsabile, ci sono dei sistemi di captazione e di violazione di sorveglianza, per cui se uno entra viene subito segnalato e abbiamo un'agenzia privata di pronto intervento. L'intervento sull'ex Meridiana rappresenta un messaggio chiaro: l'amministrazione comunale è decisa a contrastare il degrado urbano e a garantire il rispetto delle regole. Il vice sindaco Muraro ha sottolineato l'attenzione costante dell'amministrazione ai luoghi più vulnerabili del territorio. È un momento molto particolare per Mogliano, perché con il decreto Ministero degli Interni per quanto riguarda Venezia, città metropolitana, l'entrata dell'aumento della polizia, carabinieri e dell'esercito, purtroppo stiamo notando che Mogliano dobbiamo attenzionare maggiormente queste persone che si sono spostate da Mestre e Venezia verso il nostro territorio, e questo ci ha fatto aumentare il controllo del territorio. Arriva ad una svolta importante la vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne originario del Lido di Venezia, ancora in carcere in Venezuela dallo scorso 15 di novembre. Ieri l'uomo ha potuto telefonare alla famiglia. Uno squillo di telefono che ha avuto lo stesso effetto di una luce potente, capace di rischiarare ogni angolo più buio. Dopo 181 giorni di buio e di un silenzio straziante, nel pomeriggio è arrivata finalmente la notizia che a Venezia, ma in tutta Italia e non solo, attendevano da giorni. Finalmente l'altra notte dal carcere di Caracas, dove si trova ingiustamente arrestato dal 15 novembre 2024, Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne originario del Lido di Venezia, ha potuto chiamare a casa e rassicurare la sua famiglia. «Spero di tornare presto a casa», ha detto Alberto alla mamma, con voce chiaramente rotta dall'emozione, precisando che è in buone condizioni di salute e in carcere può assumere regolarmente i farmaci di cui ha bisogno per la sua salute. Il migliore degli inizi per le prove di disgelo nei rapporti diplomatici tra i due paesi di Italia e Venezuela. Una telefonata arrivata improvvisa ma non inaspettata, frutto di un lungo e importante lavoro diplomatico svolto da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. La mobilitazione e la solidarietà per Alberto e la sua famiglia continuano, come spiega il coordinatore nazionale dell'associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti. 6 mesi è un tempo lunghissimo. Pensate al tempo di Alberto in quel carcere venezuelano o ai suoi genitori. Alberto non è responsabile di alcun reato. Sì, forse ha commesso un peccato, il peccato di solidarietà, perché adesso la solidarietà viene considerata quasi un reato. Ha speso la vita per gli ultimi. Qualche segnale forse c'è qualche spiraglio, ma è difficilissimo, perché sino a quando non arriverà l'unica vera telefonata che aspetta questa famiglia, che è quella sul giorno del ritorno a casa, tutto il resto rischiano di essere parole. L'impegno continua dunque, fino a quando Alberto non sarà potuto tornare a casa. Continuare a fare una pressione positiva, tenere sempre altissimo questo nome, far sapere al governo italiano e a chi sta trattando che c'è la solidarietà e la pressione di un'intera comunità, non solo locale ma anche nazionale. La politica ora, esponenti civici veneti riuniti oggi nella sede regionale della Lega per lanciare l'operazione Grandi Città in vista delle elezioni regionali. Valentina Visentin ha sentito il segretario regionale della Carroccia, Alberto Stefani. Sì, buongiorno, siamo con Alberto Stefani, il segretario regionale della Lega. Oggi la Lega lancia un'operazione, l'operazione Grandi Città, la Lega che incontra il civismo veneto in vista anche delle regionali e per definire che cosa? Beh, innanzitutto per definire una casa comune, relazionarci con le liste civiche territoriali è il nostro modello di gestione di questo territorio. Abbiamo incontrato tanti amici, tanti consiglieri con cui condividiamo battaglie comuni, vogliamo essere i promotori di una rete di civiche capace di vincere le prossime elezioni amministrative nelle grandi città. La Lega è la casa delle liste civiche, è la casa delle liste territoriali e questo dobbiamo continuare ad essere.
Un ruolo fondamentale lo avrà ovviamente Luca Zaia, ma dopo lo stop al terzo mandato state ragionando sulla figura del candidato. Quando si potrà conoscere il nome? Ma la decisione spetta al tavolo nazionale, noi stiamo facendo il nostro lavoro per individuare i migliori candidati possibili per offrire ai veneti una squadra capace, moderna e soprattutto idonea ad affrontare quelle che sono le sfide che i prossimi anni richiedono per questo territorio. Siamo assolutamente consapevoli che questo territorio ha tanto da dare e che le energie che stiamo forgiando nelle amministrazioni comunali siano le energie capaci di vincere le sfide che abbiamo davanti. Nel frattempo il segretario nazionale Matteo Salvini ieri e l'altro giorno ha confermato appunto i vice segretari, il suo nome è stato riconfermato, ci sono anche i complimenti del ministro Giorgetti. L'altra figura, quella di Vannacci, è quella che insomma all'interno della Lega ha rumoreggiato di più. Ma io credo che i veneti abbiano una grande responsabilità, ma soprattutto abbiano anche una grande capacità, quella di polemizzare poco e di lavorare tanto. Io sono a disposizione del movimento, farò quello che ho continuato a fare nel corso dei mesi scorsi. La Lega ha bisogno di una capacità di essere capillare sui territori. Questo è quello che noi vogliamo fare, questo è quello su cui io lavorerò come vice segretario federale. Andiamo a Vicenza ora, dove questa mattina è stato inaugurato a Longare il ponte di Secula, una tra le infrastrutture più grandi realizzate nella provincia berica. Il nuovo ponte rimetterà in collegamento le due sponde del Bacchiglione tra l'est vicentino e la Riviera Berica. Ci aggiorna Luisa Bertini. Un'inaugurazione importante, anche molto attesa, 5,5 milioni. Di cosa si tratta? Credo che la cosa più importante è la bellezza di questa politica, di questa amministrazione che fa concreta e che realizza un'opera oggi strategica per tutta l'area berica, per tutti i colli berici in tempi record, perché pensiamo che il ponte è stato chiuso poco più di 15 mesi, quindi oggi è un giorno di festa e soprattutto penso che l'augurio principale sia di trasferire questa sensazione che sia oggi in un ponte che realmente unisce due sponde del Bacchiglione, più persone, possa essere un auspicio perché nel mondo i ponti possano unire le persone anche oltre l'Italia e creare delle condizioni di pace che sarebbero veramente importanti. Quindi un simbolo anche, oltre che una concreta utilità, perché rimette in connessione due parti importanti di Vicenza. Ma penso che il segnale più grande siano le migliaia e migliaia di persone che avete visto oggi qui festeggiare l'apertura di un ponte, quindi ci rendiamo conto dell'importanza delle cose quando non ne possiamo più godere. Quindi oggi si è visto l'importanza di questo ponte che unisce realmente due parti importanti della nostra provincia. Ringrazio il Presidente della provincia per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini con Simone Squarcina che appunto hanno seguito questa inaugurazione a Longare. Noi ora cambiamo argomento e parliamo di cittadinanza, nello specifico di cittadinanza per i nati all'estero. Perché? Perché è stato approvato al Senato il cosiddetto decreto cittadinanza che introduce un principio, diciamo, sicuramente importante in questa tematica, e cioè quello che la cittadinanza non si trasmette automaticamente ai nati all'estero in possesso di altra cittadinanza, ma discendenti da italiani. Una questione di stringente attualità nel nostro territorio che, come vi abbiamo raccontato più volte negli scorsi mesi, ha provocato anche disagi enormi in tantissimi comuni. Uno di questi comuni, che è diventato un po' quasi l'emblema a livello nazionale di questa situazione, di questa difficoltà, è nel Bellunese ed è il comune di Zoldo. Di Val di Zoldo. Abbiamo in collegamento il sindaco Camillo De Pellegrin, che ringraziamo. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Ecco, allora, la vediamo particolarmente sorridente, sindaco, perché sicuramente questa è una notizia che stavate attendendo da tempo. Beh, io da almeno 8 anni, la mia responsabile amministrativa da almeno 15,
finalmente si è fatta chiarezza su una questione che metteva veramente in ginocchio i comuni di tutta Italia, peraltro non solo veneti, i tribunali che hanno naturalmente un carico pendente enorme, senza parlare poi dei consolati, e Soliman, che è il famoso dirigente che viene attaccato su tutte le piattaforme, che ha paventato e indicato anche al governo il contenuto del decreto, la motivazione che spinge alla urgenza, che ha seguito poi peraltro altre indicazioni di presidenti di corti d'appello, è il segnale chiaro di uno Stato che ha per fortuna ancora gli anticorpi e ha reagito a un fenomeno che adesso naturalmente va analizzato, perché non siamo alla fine, siamo solo all'inizio. Noi ora dovremmo, se siamo maturi e consapevoli, fare dei passaggi importanti, che sono quelli di andare a recuperare i veri valori e i veri rapporti tra l'Italia e i suoi oriundi, che sono cosa tutt'altra rispetto a quanto abbiamo assistito in questi anni. Non è la svendita, il mercimonio di cittadinanze, passaporti, utilità, mercato, business miliardario, ma è un valore che possiamo e dobbiamo sicuramente recuperare, perché noi abbiamo bisogno di persone che in Italia vengano a vivere, bianchi, neri, rossi. Facciamocene una ragione di qualsiasi parte politica noi dovessimo essere. L'Italia ha bisogno di manodopera, ha bisogno di gente che venga a vivere qui, e anche gli oriundi sono una parte alla quale dobbiamo dare attenzione e magari anche privilegiare, ma nel venire qui, non nel fare del documento del passaporto uno strumento per altre finalità. Questo ora ha un limite che andrà naturalmente definito precisamente quando verranno fatte i vari passaggi, naturalmente in Corte Costituzionale e anche nei tribunali, perché siamo solo all'inizio, ripeto, di questa grande sfida che vede uno Stato finalmente serio. Un plauso enorme al governo che ha avuto coraggio di mettere mano su un tema delicatissimo. Adesso le sfide ci attendono, dobbiamo cercare di mettere dei paletti, come facciamo con i nostri figli, mettiamo dei paletti, però diamo anche delle opportunità, e le opportunità sono quelle di recuperare i valori e anche portare i brasiliani, gli oriundi, non solo brasiliani, in tutto il mondo, a rientrare in Italia. Quindi la cittadinanza come territorio, nazione, come genuine link, cioè quel legame che crea e lega le persone a un territorio, alla fedeltà, una cittadinanza e anche una bandiera. Io non sono un patriota, però riesco a sentire in me anche questi valori e questi significati importanti. Dobbiamo saperli valorizzare insieme. Non è una battaglia di destra o di sinistra questa, è una battaglia di civiltà. Ecco Sindaco, lei parlava appunto proprio della maggioranza di governo e del coraggio del governo che ha avuto nell'affrontare questo tema. È passato il provvedimento al Senato, dovrà ora andare alla Camera, vedremo che cosa succederà, ma anche all'interno della maggioranza in queste ore si stanno registrando dei malumori. Vediamo insieme il servizio che ha realizzato il nostro Christian Arboit, poi lo commentiamo insieme, Sindaco. Vediamo. Adesso vediamo quello che succederà nei prossimi giorni. Il provvedimento già da lunedì dovrebbe arrivare probabilmente nelle commissioni della Camera. Vediamo quali saranno le indicazioni che ci arriveranno dal partito, quindi dalla Lega, però prendiamo atto anche che nelle dichiarazioni di voto che sono state fatte la Lega è stata quella più critica. Non è affatto detto che la partita sia chiusa con il voto del Senato, a dirlo il deputato trevigiano Dimitri Coin, che da quando il governo ha approvato la stretta sulla cittadinanza agli oriundi ha promesso battaglia. Una crepa all'interno del centrodestra che potrebbe allargarsi a Montecitorio, dove non si escludono emendamenti. Veneto, terra di emigrazione, e i leghisti veneti sono tra i più battaglieri, anche se la maggioranza dei sindaci si dice soddisfatta, visto l'aumento esponenziale di pratiche di cittadinanza nei municipi, soprattutto nei più piccoli. Coin tira dritto. Il danno che causano un danno umano per tutte quelle persone che comunque si sentono nel cuore e nella sostanza italiani e che vivono all'estero, di non poter trasmettere la propria cittadinanza, è un danno enorme. Rimanendo in casa Lega, le questioni sul tavolo sono innumerevoli, a cominciare dal dopo Zaia. È qui che Coin avanza una proposta specifica, ovvero che al tavolo ufficiale della trattativa con i leader nazionali di partito, i segretari regionali, sieda lo stesso Luca Zaia. Un presidente che tra l'altro, se dovesse ricandidarsi, sarebbe comunque rieletto, e quindi
quindi voglio immaginare che la presenza di Luca Zaia sia una presenza a quel tavolo assolutamente anormale. Penso che Luca non possa essere un convitato di pietra in nessun caso. E non è più un convitato di pietra nemmeno Roberto Vannacci, diventato vice segretario di Matteo Salvini, scelta anticipata da tanti mal di pancia soprattutto in Veneto. Coinna non si scompone. Io credo che Vannacci politicamente sia un falso problema per noi, anzi penso che possa essere tranquillamente una risorsa. Lo hanno sdoganato gli elettori stessi all'interno della Lega. È compatibile, non è compatibile? Io penso che sia assolutamente compatibile, perché molti dei messaggi e la chiarezza soprattutto comunicativa che usa il generale Vannacci sono quelli che abbiamo sempre usato anche noi. Non vedo quali siano le grandi differenze. Allora, questo è il servizio che è stato realizzato dal nostro Christian Arboit, sindaco de Pellegrin. Dunque ci sono delle posizioni diverse, delle sensibilità diverse anche all'interno della maggioranza di governo su questo tema della cittadinanza agli oriundi. Sì, guardi, io non sono in Parlamento, quindi vedremo cosa accadrà. La mia sensazione è che i tempi non ci sono e quindi si farà probabilmente ricorso alla fiducia e non vedo alternative. Poi dopo, insomma, la Lega credo abbia altri problemi se non da occuparsi piuttosto che degli oriundi. Poi io non trovo nemmeno comprensibile questa continua volontà di mescolare un affetto, un legame a una cittadinanza. Cioè io voglio dire, posso provare affetto, legami e tutto quello che va dietro, ma non vedo perché lo collego alla cittadinanza. Diciamo che manca forse il coraggio di parlare degli interessi che ci sono dietro, e non mi riferisco solo per chi in Brasile vive o per chi ha agenzie, studi legali e quant'altro. Ci sono molti interessi collegati al mondo della cittadinanza Iure Sanguinis, è emerso, sta emergendo in tutta la sua violenza in diversi comuni dove la parte anche di italiani che è collusa, no? Abbiamo letto, abbiamo sentito, è alta. Lo Stato è intervenuto in maniera urgente perché c'è un fenomeno dilagante di corruzione, abbiamo pratiche false, abbiamo documenti che non riusciamo nemmeno nei comuni a verificare se siano autentici o meno, in quanto il nostro compito è verificare non la validità del documento, di quello che c'è contenuto, ma il timbro, la provenienza dell'atto. Quindi ci vorrebbe, insomma, dovremmo avere il coraggio di dirci le cose per come stanno. C'è un mondo molto, molto torbido dietro, ci sono molti interessi economici e lo Stato ha dovuto reagire in maniera urgente. La Lega, naturalmente, come anche altri partiti, naturalmente anche dell'opposizione, il PD in particolare, che è un partito molto importante dell'opposizione, insomma, che dovrebbe giocare un ruolo determinante anche in opposizione, secondo me sono rimaste un po', o meglio, si sono posizionati entrambi i partiti dalla parte sbagliata della storia, che la storia vuol dire andare avanti e cercare ora però di fare il percorso di avvicinamento, o meglio, mettere dei paletti e, come dicevo prima, avvicinare il vero mondo degli oriundi, chi veramente vuole tornare in Italia, chi ha legami veri e effettivi e non legami o opportunità da preservare e da coltivare. E qui dentro ci mettiamo tutti, non è soltanto del Brasile, ma anche in Italia ci sono molte persone che hanno interesse che rimanga in piedi questa struttura. Abbiamo letto i giornali, no, di studi non tanto lontani da noi, da Belluno, insomma, che hanno dichiarato di aver lasciato a casa un sacco di persone perché non fanno più le cittadinanze. Non so, io trovo tutto questo molto poco serio e sono veramente felice che il mio Stato abbia messo mano a questa cosa. Ora attendiamo gli sviluppi. Certo, Coin fa parte della maggioranza, insomma, dovrà vedersela lui con la sua maggioranza. Noi siamo sindaci, ecco. Ecco, vedremo quindi che cosa succederà su questo tema sicuramente delicato, ma abbiamo visto, insomma, con delle ripercussioni davvero molto importanti su tantissimi comuni del nostro territorio. Io ringrazio il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Grazie sindaco, buona giornata e buon lavoro. Ecco, noi ora cambiamo argomento, apriamo una parentesi su un'iniziativa dedicata alla pace, perché ci chiedono la linea i nostri colleghi della redazione di Bassano del Grappa. Vedo Mirko Cavallin da Romano De Zelino per raccontarci di questa bella iniziativa che vede coinvolti 5 amici che si recheranno dal Santo Sino a Cima Grappa. Perché ce lo spiegano subito. A te Mirko, buona giornata.
Buongiorno Marta, con Renzo Rigon alla parte tecnica, come 3 dei 5 partecipanti che partiranno venerdì prossimo sera dalla Basilica del Santo per arrivare appunto a Cima Grappa. Siamo sulle pendici, qui siamo a Valle Santa Felicita, comune di Romano Dezzelino. I 3 ragazzi con me hanno appena finito il loro consueto allenamento perché la strada da fare è tanta. Emanuele Lucon, esattamente di che cosa si tratta, che cosa porterete da Padova fino a Cima Grappa? Allora, appunto partiremo dalla Basilica Sant'Antonio a Padova e arriveremo a Cima Grappa per portare nel sacello una preghiera per la pace. Una preghiera che parla di guerre non solo tra paesi e nazioni, ma tutte le guerre che ognuno porta dentro il cuore. Quindi un messaggio di pace, insomma. Messaggio di pace che anche Papa Leone ha ricordato pochi giorni fa nel suo insediamento. Stefano Veneran, insomma, allenamento appena finito, ogni quanto vi allenate? Ogni sabato praticamente facciamo il nostro allenamento di 30 km di media, con 1500 metri di livello, andiamo su in Cima Grappa, facciamo vari sentieri e ogni volta, appunto, ogni sabato è tappa fissa nostra allenarsi per appunto fare anche un po' più di chilometri volendo. Perché ne avrete da fare più di 70 la settimana prossima? Sì, saranno 71 chilometri con 1900 metri di livello circa, di cui 60 chilometri sono in piano, che praticamente partiamo da Basilica Sant'Antonio Padova, facciamo il sentiero che passa a fianco al Muson, arriviamo a San Zenone, da San Zenone andiamo su per San Liberale, che prendiamo il sentiero e andiamo su diretti al sacello di Cima Grappa, appunto. Arrivo previsto sabato 24 intorno a metà giornata? Metà mattina, 10:45, 11 circa, sì, a quell'ora là. Vi si potrà seguire anche tramite i social, poi li ricorderemo. Luca Xamin, 3 qui presenti, 2 ci saranno, altri 2 li ricordiamo. Altri 2, sì, Denis Alessi di Onara e Amedeo Zurlo di Cittadella. Come vi siete conosciuti? Ma ci siamo conosciuti durante le corse trail e in particolare con Emanuele e Stefano abbiamo deciso di fare assieme il brevetto Monte Grappa Trail e da lì diciamo siamo inseparabili, ecco, nel sabato riusciamo a fare tutti e 3 le corse, insomma, ecco. Insomma, speriamo anche nel bel tempo la settimana prossima. Luca ed Emanuele sono di San Zenone degli Ezzelini, Stefano invece di Treviso, gli altri 2 invece di Onara di Tombolo e Cittadella. Come vi si potrà seguire sui social, Emanuele? Praticamente tramite la mia pagina La Pecora Nera su Facebook e Instagram ci sarà la traccia live in tempo reale della posizione dove saremo e anche una serie di video che testimoniano tutto il percorso che faremo fino appunto al sacello. E allora noi lo seguiremo la settimana prossima, ve lo racconteremo. Da questa oasi di pace davvero invidiabile vi restituiamo la linea. Grazie a Mirko Cavallin. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. A Venezia ieri il giudice per le indagini preliminari ha rinviato i patteggiamenti per l'ex assessore Boraso e di 2 imprenditori coinvolti nell'inchiesta Palude, Ormanese e Bricchese. Sentiamo. Rinviato solo all'11 di luglio, basta, in attesa di riuscire ad avere il denaro, la disponibilità economica per un'eventuale restituzione dei prezzi. Slitta dunque l'11 luglio la decisione sui patteggiamenti per l'ex assessore Renato Boraso agli arresti domiciliari e i 2 imprenditori Fabrizio Ormenese e Daniele Brichese. Questo per permettere a Boraso di trovare i 400.000 euro concordati col patteggiamento. I PM contestano i 400.000 euro di tangenti ottenute dall'assessore in cambio di favori alle imprese che si rivolgevano a lui per avere informazioni privilegiate per bandi e appalti. Ma la difesa sostiene che si tratti di pagamenti delle imprese avvenuti attraverso regolari fatture alla Stella Consulting di Boraso, con tanto di IVA, e che di conseguenza la cifra da restituire alle casse pubbliche dovrebbe essere ridotta a 300.000 euro. Il legale di Boraso ha concordato con i pubblici ministero, Terzo e Baccaglini una pena di 3 anni e 10 mesi per i 12 episodi di corruzione che la procura contesta all'ex assessore. La giudice per l'udienza preliminare Franceschetti inoltre ha respinto la richiesta avanzata dalla CGIL di prendere parte al processo attraverso
attraverso la modalità di intervento, ritenendola inammissibile. Anche le parti offese, Comune, Città Metropolitana, VM e Casinò, si sono opposte alla richiesta del sindacato. Intanto sembra essere sempre più lontana l'ipotesi di una maxi udienza palude per riunire in un unico filone i patteggiamenti e le 34 richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla Procura, in primis quella nei confronti del sindaco Brugnaro. Le parti non hanno ancora ricevuto notizia sulla data dell'udienza preliminare, che potrebbe svolgersi anche in autunno. Esclusa la possibilità dunque di partecipare al processo attraverso la modalità di intervento nell'ambito dell'inchiesta palude, la CGIL replica: noi non ci fermiamo. In tribunale abbiamo scoperto che a chiedere la nostra esclusione dal procedimento che riguarda l'assessore Boraso e altri indagati sono stati, oltre agli indagati stessi ovviamente, il Comune, la Città Metropolitana, AEVM. Quindi probabilmente su indicazione del sindaco di Venezia la CGIL deve essere esclusa da questi procedimenti perché non c'è l'interesse di tutelare quei lavoratori che sono stati offesi, definiti fannulloni, nulla facenti, incapaci, responsabili dei disservizi dell'amministrazione. La CGIL, rappresentata dall'avvocato Marco Ferrero, aveva chiesto la possibilità di partecipare al processo attraverso la modalità di intervento, ma le parti si sono opposte. L'intervento è un meccanismo che consente la partecipazione di un terzo a un processo per far valere i propri interessi e assicurare una maggior completezza ed equità del giudizio. Il sindacato aveva fatto questa scelta perché rappresentante appunto degli interessi di molti lavoratori dell'amministrazione comunale e delle partecipate, spiega Giordano. Brugnaro vuole in tutti i modi allontanare l'unico sindacato scomodo, quello che ha contestato le scelte di questa amministrazione, quello che ha contestato come venivano utilizzate le risorse pubbliche, e lo fa dentro al procedimento che riguarda il suo assessore, l'assessore Boraso. Ma noi non ci fermiamo, non ci arrenderemo, ripresenteremo le carte nell'eventuale processo che riguarderà il sindaco e i suoi più distretti collaboratori, perché deve essere fatta trasparenza e giustizia nell'interesse dei lavoratori dell'amministrazione, delle partecipate come quelle di AVM, di ACTV e di tutti i cittadini onesti della città di Venezia. Ed ancora cronaca dal Tribunale. La Procura di Padova ha aperto un'indagine sulla morte di una 95enne caduta dalle scale della struttura per anziani dove era ospite. Ci sono 8 persone indagate per la morte di una 95enne ospite della struttura OPSA di Sarmeora di Rubano caduta dalle scale. La Procura di Padova ha aperto un'indagine dopo l'esposto presentato dalla famiglia della signora. Si tratta di 8 tra medici, infermieri e assistenti indagati per il reato di cooperazione in omicidio colposo. La 95enne faticava a muoversi a causa di diverse patologie e si spostava in sedia a rotelle o con un deambulatore. Il giorno in cui è caduta dalle scale, l'anziana però sarebbe riuscita ad alzarsi autonomamente dal letto, mettersi in carrozzina e dirigersi verso le scale da dove poi è caduta. Il pubblico ministero attende l'esito dell'autopsia effettuata nelle scorse ore per chiarire da quali patologie fosse affetta la 95enne e quale fosse la terapia farmacologica. La donna sarebbe morta per le gravi lesioni riportate nella caduta. Da parte dell'OPSA la conferma di piena collaborazione alle indagini espresse in una nota ufficiale in cui la dirigenza fa anche le condoglianze alla famiglia dell'anziana e si dice profondamente addolorata per l'accaduto. Volantini sugli annunci funebri contro la segretaria comunale di Altavilla Vicentina, assemblea in municipio convocata dal sindaco, un attacco alle istituzioni inaccettabile, dice. Non ci ha ancora lasciato, ma speriamo ci lasci presto. Iniziava così il volantino simile ad un epitafio appeso tra le epigrafi nelle bacheche del comune di Altavilla Vicentina. Un violento attacco personale diretto a Cristina Floriani, il segretario comunale, costellato di pesanti minacce e allusioni sessiste. In municipio, nella sala consigliare, i rappresentanti di tutte le forze politiche comunali e i sindaci dei comuni limitrofi hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla diretta interessata, non solo a titolo personale, ma soprattutto per l'attacco inaccettabile ad una figura istituzionale garante della legalità delle procedure burocratiche in ogni comune. Sono ovviamente molto rattristata dall'accaduto, non ritengo di dover commentare il contenuto del volantino membro dell'epigrafe che è stata fissata in giro per il paese, e la cosa che posso fare è continuare a fare il mio lavoro con serietà e professionalità.
Il sindaco ha immediatamente informato dell'accaduto il prefetto, che ha convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Indispensabile la risposta unitaria e la condanna di tutte le istituzioni. Il prefetto si è detto assolutamente indignato per questa situazione e che non tollererà cose di questo tipo, anche perché è stata effettivamente attaccata l'istituzione. Nel nord Italia non succede questo, di solito succede da un'altra parte, però purtroppo ahimè è successo anche qui. Se questo vuole essere comunque un messaggio per intimorire il segretario, per intimorire l'amministrazione, hanno proprio sbagliato, perché non ci intimorisce affatto, anzi ci convince sempre di più che siamo sulla strada giusta. Io non mi sarei mai aspettato un attacco del genere a un segretario. Come ho detto prima, anche un attacco politico ci sta tra maggioranza e minoranza, ma attaccare il segretario questo no. Mi fa venire alla mente un anno fa che anch'io ho avuto delle minacce di morte addirittura, ma dato che credo molto nelle istituzioni e nella legalità, ho chiesto l'intervento dei carabinieri e devo dire la verità, sono stati tempestivi, hanno dimostrato la loro efficienza. Sono attualmente in corso le indagini. I carabinieri stanno esaminando in particolare le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili. Ne abbiamo parlato nel corso del telegiornale con riferimento a Treviso e poi a Jesolo. Torniamo a parlare di zona rossa, stavolta a Padova, all'Arcella, dove non si placano le polemiche e continua la mobilitazione dei commercianti che sono preoccupati per la loro attività, e la risposta arriva dal sottosegretario Andrea Ostellari. La lettera è semplicemente una lettera di pace per far capire che sì, le criticità vanno affrontate con le forze dell'ordine, che sono ben viste, e ovviamente però non va stigmatizzato un quartiere per quello che in realtà non ha rispetto ad altri quartieri o ad altre zone. Giuliano, barbiere dell'Arcella, è il capofila di una raccolta firme per una lettera che vuole inviare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per dire che l'Arcella non deve essere marchiata. Zona rossa rappresenta un'etichetta che non fa bene al quartiere, dicono i commercianti come Giuliano. Ben vengano i controlli, ma la politica non strumentalizzi troppo una questione delicata come la sicurezza. Il lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto negli ultimi mesi, è stato senza dubbio perfetto. La zona rossa va solo a strumentalizzare probabilmente una situazione e va anche a danneggiare quello che è l'immagine che vogliamo dare con tutta la forza e da tanti anni a questo quartiere attraverso iniziative di vari tipi, associazioni di vario tipo. Quindi noi vogliamo dire che l'Arcella non è un'etichetta rossa, non merita di essere etichettata come zona pericolosa. Perché? Perché le criticità ci sono e vanno affrontate in un'altra maniera, non etichettando una zona. Ai commercianti dell'Arcella replica il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che difende il provvedimento. Identificare la zona rossa come una sorta di zona coprifuoco significa raccontare bugie, significa non raccontare la verità, e quindi noi dobbiamo raccontare ai cittadini che la zona cosiddetta rossa è una zona, che è stata pensata, ideata non solo per Padova ma per tutte le città del nostro paese per garantire sicurezza, per garantire libertà ai cittadini per bene. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, evitando le polemiche, nei giorni scorsi aveva spiegato tecnicamente la misura con i controlli nelle aree più critiche, concetto ribadito anche dal questore di Padova. Ieri c'è stato, come è stato indicato dal prefetto nel comunicato, abbiamo fatto il tavolo tecnico in questura per la predisposizione dei servizi, quindi proseguiamo come sempre. Torniamo a parlare della vicenda dei maltrattamenti all'asilo Nido di Mirano. L'ex direttrice è accusata anche di sequestro di persona nei confronti dei bimbi. Dai maltrattamenti al sequestro di persona. Il processo contro l'ex direttrice dell'asilo Nido Opla di Mirano, la 55enne padovana Elisa Barbara Stella, ha visto un cambio di passo nelle richieste della PM, secondo cui i metodi adottati dalla donna si possono configurare come privazione della libertà personale.
Secondo le testimonianze di 7 maestre, infatti, i bimbi di appena 2 anni venivano alzati di peso per un braccio, pizzicati, strattonati e offesi. Poi c'era la stanza della nanna, trasformata in una sorta di cella di isolamento. I bimbi più turbolenti potevano essere rinchiusi lì per ore da soli al buio. Chi invece si dimostrava più difficile da gestire veniva addirittura chiuso in sacchi coprimaterasso con la cerniera alzata, senza lasciare libera neppure la testa. È proprio da qui che la PM ha voluto come ulteriore capo di imputazione il sequestro di persona. Il caso era passato alla Procura di Trento perché tra gli iscritti al nido figuravano anche i figli di un magistrato veneziano, uno dei genitori che ha sporto denuncia quando ha scoperto cosa succedeva all'interno della scuola d'infanzia. Ed intanto continua il cordoglio a Mira e Spinea per la tragica scomparsa di Matteo Marcato, vittima del terribile incidente a Quarto d'Altino. La mamma è ricoverata in rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre. La situazione è grave perché presenta traumi seri, ma non sarebbe in pericolo di vita. Suo figlio, di appena 10 mesi, è invece ricoverato in pediatria. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Entrambi sono reduci dal drammatico incidente stradale in cui invece ha perso la vita Matteo Marcato. Il 34enne è deceduto sul colpo mentre tornava in macchina dal mare con la sua famiglia. Lo scontro frontale con un mezzo pesante in territorio di Quarto d'Altino non gli ha lasciato scampo. Marcato lavorava come cuoco in un ristorante. Originario di Spinea, si era trasferito con la famiglia a Oriago di Mira. Oggi sono 2 comunità a piangere la sua scomparsa. Noi assolutamente siamo vicini alla famiglia. È stata una tragedia che ha colpito anche la comunità di Spinea, perché appunto Matteo aveva origini di Spinea, un ragazzo giovane, una vita spezzata a 35 anni e ancor più ha lasciato appunto moglie e un figlio, un bambino piccolo, quindi veramente è stata una notizia che ci ha sconvolto proprio come comunità. Una vera tragedia, quello che è successo ha scosso tutti. Credo che la nostra comunità è rimasta attonita. Come amministrazione esprimiamo la massima solidarietà e le condoglianze più sentite alla famiglia. Imbrattata con scritte Novax alla piscina a casa del biologo e parlamentare Andrea Crisanti, che invita ad abbassare i toni. Indagini in corso. Imbrattata con scritte Novax la villa del biologo e parlamentare Andrea Crisanti, che da tempo si è trasferito nel Vicentino a Valliona. Il marciapiede della piscina con della vernice rossa, con alcune scritte offensive nei confronti dello scienziato. Colpito anche il muro posteriore della villa con il lancio di uova. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Al mattino l'amara sorpresa. La prima reazione chiaramente è di un po' di sorpresa e dispiacere, e anche un po' uno si sente violato perché chiaramente è dentro della gente in casa e ti danneggia delle cose a cui magari ti tieni. Sopralluogo dei carabinieri, della sezione investigativa del comando provinciale, che hanno a disposizione anche le immagini delle telecamere della villa. Intanto, oltre all'amarezza, il parlamentare invita ad abbassare i toni e non dare spazio a polemiche. Penso la cosa più importante sia abbassare i toni. Sì. Perché anche la matrice anti-vax che avevano queste scritte obiettivamente penso che non debba essere nutrita con polemiche. Per la prima volta una sentenza di tribunale ha riconosciuto il nesso di causa tra le condizioni di lavoro di un ex dipendente della Miteni e la malattia che lo ha ucciso. Sentiamo. Dalla sede di Mestre, la CGIL del Veneto esulta per una sentenza che viene definita storica e che secondo il sindacato mette un punto fermo sul tema dei danni alla salute dei lavoratori provocati dall'esposizione al PFAS. Il Tribunale di Vicenza infatti ha accertato la natura professionale della malattia che provocò il decesso di un ex dipendente della Miteni, condannando l'INAIL a erogare le prestazioni dovute. La vedova aspetterà la rendita ai superstiti, che è calcolata nella misura del 50% con riferimento alle retribuzioni massimale del settore industria dal gennaio 2014. Il patronato in CGIL ha assistito i familiari dell'ex lavoratore impegnato nel sito produttivo dal 79 al 92 e deceduto nel 2014 a causa di un carcinoma uroteliale. Inoltrata nel 2019, la domanda di riconoscimento della malattia professionale era stata respinta dall'INAIL.
Pasqualino Zener era dipendente della Miteni, si occupava del reparto depurazione e quindi i suoi compiti erano quelli della pulizia, dello smaltimento dei reflui di produzione. La figlia racconta, perché questo lui spiegava e raccontava, che insaccava i fanghi, infustava i fanghi e lavorava adiacente ai reparti di produzione di FOA, FOS e degli altri FAS. La sentenza è di primo grado e pur nella sua importanza rappresenta solo un primo capitolo. Ci sono infatti altre denunce pendenti e pratiche di riconoscimento ancora aperte con l'INAIL, ma per la CGIL ci si trova comunque di fronte ad un passaggio fondamentale per la tutela e il riconoscimento dell'eventuale danno subito anche da altri lavoratori esposti a queste sostanze senza il rispetto delle norme di sicurezza e senza adeguati dispositivi di protezione. Ci sono aziende che l'utilizzano nelle lavorazioni, di sicuro può aiutare nel sensibilizzare alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono in contatto, che devono venire in contatto con queste sostanze anche in altre produzioni. Restaurato dalla Procuratoria di San Marco, dopo 6 anni riapre il battistero della Basilica Cattedrale. Lunedì in tarda mattinata ci potrebbe essere a sorpresa anche la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città per il Festival delle Regioni. Lunedì, nella tarda mattinata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia per intervenire quale ospite d'onore al Festival delle Regioni potrebbe essere anche a San Marco per una breve visita privata alla cattedrale intitolata all'Evangelista Marco. La visita non è ancora certa, anche se in queste ore ci sono stati alcuni sopralluoghi proprio in vista di questa concreta e possibile eventualità. A fare gli onori di casa, qualora fosse confermata la visita presidenziale, il Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, con le autorità cittadine, il primo procuratore di San Marco, avvocato Bruno Barer, insieme al proto della Basilica, architetto professore Mario Piana. Tutti sono già stati mobilitati. Quel che è sicuro per ora è che in queste ore si sono conclusi brillantemente, dopo ben 6 anni, i lavori di restauro al battistero, aperto finalmente al pubblico. Un intervento nuovo, prezioso ed inedito, voluto dal Consiglio della Procuratoria di San Marco con il proto architetto professore Mario Piana, che ha studiato passo dopo passo questo restauro. Dal nuovo Papa, invitato subito a Venezia dal primo procuratore, ai preparativi per accogliere nel modo migliore il capo dello Stato, Bruno Barer commenta così un momento storico. Il fatto che sia stato scelto così in fretta mi pare già di per sé un ottimo segno di condivisione profonda e anche di internazionalità della Chiesa. Spero che venga a rivedere la Basilica, anche perché presenteremo la Basilica con tutti i restauri interni ultimati e riapriamo per l'occasione fra pochi giorni anche il nostro battistero dopo 6 anni di chiusura. Trasporto pubblico locale, caos nel Bellunese per il servizio che rischia di paralizzare l'intera provincia durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Preoccupazione diffusa, il centrosinistra bellunese pronto alle barricate. È una situazione surreale per il semplice fatto che ad oggi non sappiamo se le scuole saranno aperte o saranno chiuse. Si accampano scuse di ogni genere, il problema vero è uno ed è molto semplice. Non si sa se ci saranno gli autobus. Nel silenzio tombale che sta caratterizzando l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale in periodo olimpico si alza forte la voce del PD provinciale, collettore di diffuse proteste che attraversano in lungo e in largo la provincia. Siamo oramai a ridosso di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi sono in gestazione, eppure tuttavia non è ancora noto se gli studenti di tutta la provincia e per il solo Feltrino anche gli alunni di elementari e medie potranno andare a scuola con i mezzi pubblici. A Dolomiti Bus servono oltre 250 autobus in più rispetto a quelli che ha attualmente per svolgere il servizio di trasporto pubblico locale e in questo momento quei mezzi non ci sono nemmeno sulla carta. Si sta di fatto veleggiando, senza dirlo apertamente, un'alternativa che per noi è dannosa e secondo me sarebbe assolutamente inconcepibile, cioè di utilizzare gli autobus con cui si fa il trasporto pubblico
pubblico locale, soprattutto quello scolastico, per le Olimpiadi di Cortina e quindi in questo modo chiudere le scuole. La consigliera provinciale di Futura e sindaca di Pieve di Cadore, Cindy Manusci, è pronta ad opporsi all'ipotesi di sospensione del trasporto scolastico sia in provincia che nell'ambito dell'ente di governo. Non è mai stato convocato, mai e poi mai, l'ente di governo. Non c'è stata nessuna deliberazione sul trasporto olimpico. Ci risulta che, non so se Dolomitibus o comunque altri stanno chiamando gli istituti per capire eventuali chiusure. Di fatto però il punto è che nessuno vuole prendere la decisione di chiudere ufficialmente le scuole, perché sappiamo benissimo di che cosa si parla, ma di fatto si vuole disincentivare l'apertura. Nei prossimi giorni il PD porterà in tutti i consigli comunali più importanti della provincia un ordine del giorno in cui i sindaci si assumono la responsabilità di dichiarare prioritario il trasporto pubblico locale durante le Olimpiadi. Se noi come territorio non siamo in grado di garantire il trasporto pubblico locale durante i giochi, è davvero inutile che parliamo di sostenibilità o di qualsiasi altra politica migliorativa per il territorio. Noi ci appelliamo davvero anche agli insegnanti, ai presidi, affinché si attui una vera e propria resistenza civile su questo tema, perché è davvero inaccettabile quello che sta accadendo. La sanità ora a Mestre, centinaia di esperti alla Banca degli Occhi del Veneto per confrontarsi sulle nuove frontiere del settore. Quella seduta all'auditorium del padiglione Rama di Mestre non è una platea qualunque. Alla Banca degli Occhi del Veneto sono arrivati un centinaio tra i professionisti più qualificati del settore, esperti a livello mondiale di trapianto e preparazioni corneali, clinici, oculisti e ricercatori nel campo delle patologie oculari. Sono arrivati principalmente dall'Europa e dal Nord America per confrontarsi e scambiarsi conoscenze, ospiti di una delle principali banche degli occhi internazionali. Esprimiamo il maggior numero di trapianti che vengono fatti con tessuti che partono da una singola banca degli occhi. In termini di qualità direi che possiamo vantare ottimi risultati e in termini di ricerca forse siamo la banca degli occhi che investe di più in ricerca e sviluppo nel panorama europeo. È la prima volta che temi specifici vengono trattati in un consesso così esteso di esperti internazionali ed è un esperimento destinato a ripetersi. A testimonianza della vocazione internazionale della fondazione che ha sede a Mestre, il responsabile delle relazioni internazionali della Banca degli Occhi del Veneto e anche segretario della Società Europea Banche degli Occhi. Qui in fondazione abbiamo ogni tanto la possibilità anche di fornire i tessuti all'estero, soltanto se non ci sono riceventi qui in Italia. Noi siamo una delle più grandi banche in Europa e abbiamo una rete di più di 80 banche. Qui peraltro si utilizza anche l'intelligenza artificiale per riconoscere le cellule dell'endotelio, lo strato posteriore della cornea, fondamentale per molti interventi di chirurgia. Nel primo trimestre dell'anno, intanto, sono già stati effettuati 1261 trapianti di cornea. Nello stesso periodo i donatori sono aumentati del 5%. Le ricerche che stiamo portando avanti qui in fondazione ha permesso di far sì che il chirurgo possa trapiantare solo alcuni strati di membrana di cornea, quindi alcune membrane della cornea e questo ha ridotto di tantissimo i rigetti nel paziente. Siamo nel torno all'1-2% di fallimenti. Sempre meno cerimonie da immortalare con uno scatto fotografico, crollano matrimoni e nascite. Le tecnologie mettono a disposizione di tutti attrezzature sempre più performanti. I fotografi lanciano l'allarme. Meno battesimi, meno cresime, meno matrimoni, insomma meno occasioni da immortalare. Tempi duri per fotografi e videomaker artigiani del Veneto, l'andamento demografico con il crollo delle nascite, il calo dei matrimoni ed in generale delle cerimonie che un tempo erano riti irrinunciabili da immortalare con scatti che restavano negli album di famiglia per tutta la vita, si ripercuote sull'attività dei fotografi. I dati Istat parlano chiaro, in 15 anni c'è un forte calo delle nascite, meno 36,2% in Veneto. Altro dato preoccupante è il calo dei matrimoni che post-Covid la discesa è continua, meno 15,4%. Le nuove tecnologie, smartphone sempre più performanti, la profonda trasformazione del mercato delle immagini con i social media fanno il resto. Hanno moltiplicato la domanda di contenuti visivi, ma hanno anche cambiato le aspettative.
Oggi si chiede tutto e subito con budget sempre più risicati, ma la nostra è una professione artigiana che serve tempo, e cura, sensibilità a preparare le immagini. A fronte di una domanda che si contrae, cresce invece l'offerta, sempre più persone si improvvisano fotografi o videomaker, spesso senza competenze adeguate, alimentando un po' quello che è il mercato fuori controllo. Noi come associazione siamo sempre pronti a lavorare sulla formazione e sulla professionalità degli artigiani. Una nuova app per la sicurezza in montagna l'ha sviluppata e lanciata l'Università di Padova nell'ambito del progetto Orizzonte Montagna con la collaborazione della Fondazione Angelini. Si chiama Move Hike and Bike ed è l'app di prevenzione per i dispositivi iOS e Android per l'escursionismo che unisce personalizzazione, prevenzione e consapevolezza, un modo pratico e semplice per affrontare la montagna in sicurezza. Abbiamo pensato di sviluppare questa app che serve proprio per informare le persone e in qualche modo dando una valutazione con i dati che inserisce l'utente, chiaramente del possibile capacità funzionale del soggetto, dei potenziali rischi a seconda anche dell'età, delle patologie croniche che eventualmente presenta e quindi adattando in qualche modo il percorso alle caratteristiche del soggetto. Per come è stata studiata, per le sue pregevoli finalità, Move potrebbe diventare un must-have, un'applicazione virale per chi frequenta la montagna. Inoltre potrà sapere, grazie a un algoritmo che abbiamo sviluppato e che è anche peraltro un brevetto dell'Università di Padova, anche la prevista durata ideale del percorso dei sentieri, in modo che sappia che la durata teorica che viene fornita dai sentieri potrebbe non essere quella legata alle sue capacità funzionali, alla sua età, al suo livello di condizionamento fisico. Un'iniziativa studiata nell'ambito del progetto Orizzonte Montagna che mira a sviluppare attività formative e culturali legate alla montagna, che si sviluppa anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Angelini. Già nel passato avevo organizzato dei corsi di formazione per studenti, in questo caso dell'università, e corsi universitari estivi. In questo caso voleva lanciare dei corsi universitari che fossero destinati agli abitanti della montagna. Il 6 e 7 giugno in particolare a Belluno è programmato l'aggiornamento per medici che acquisiranno conoscenze teorico-pratiche su adattamento fisiologico montano ed alta quota, benefici e rischi dell'attività fisica in montagna, gestione delle patologie croniche. Questo progetto Orizzonte Montagna ci sta, sottolineando che quando si affronta un'escursione in montagna va tenuto conto di tutta una serie di aspetti che appunto rendono quell'escursione, quell'esperienza appunto che uno vuole fare sicura. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci.